La sicurezza sul lavoro. In Veneto sono stati 33 i morti dall'inizio dell'anno, con una media di una cinquantina di vittime all'anno. I settori più martoriati sono quelli dell'agricoltura e dell'edilizia. Le province più colpite Vicenza e Treviso. Per fronteggiare questa emergenza l'impegno della Regione Veneto. Dopo 2 mesi di lavoro si è concluso ufficialmente oggi l'attività promossa dal presidente Luca Zaia, che aveva convocato un tavolo istituzionale con tutte le parti coinvolte: Ispettorato Interregionale del Lavoro, INAIL, Vigili del Fuoco, sindacati e associazioni datoriali. Tutti assieme hanno posto la firma al Piano Strategico Regionale 2018-2020 per la prevenzione di infortuni e malattie professionali in Veneto. Tutti gli interlocutori del territorio hanno firmato questo accordo, che non è un documento di intenti ma è proprio operativo, misurabile, partendo dal fatto ad esempio che la Regione assumerà 30 nuovi controllori dello SPISAL, che si farà formazione, che si metteranno in contatto i nostri controllori con i responsabili aziendali, che andremo nelle scuole in ogni ordine e grado a parlare di sicurezza nel lavoro. Un business plan per la sicurezza nel mondo del lavoro, afferma Zaia. Il Veneto fa squadra e si candida a diventare laboratorio nazionale, visto il diretto coinvolgimento dei sindacati, che per primi hanno posto l'urgenza di affrontare il problema. Perché è un modello, è il primo a livello nazionale, lo invierò ai miei colleghi presidenti delle regioni e tutte le associazioni lo manderanno ai loro omologhi a livello nazionale, quindi diventerà una rete, no, endemica, una distribuzione endemica di questo modo di fare, mettere tutti assieme e poi operare. Un approccio concertato per la soluzione dei problemi, per tendere ad un obiettivo ambizioso. È fondamentale che ognuno dia corso ai propri impegni. Questo lo facciamo, no? La formazione, il tema del dialogo, le azioni di accompagnamento, i controlli, ma ricordate sempre che le sanzioni dei controlli noi le investiremo per assumere ancora controllori, il che non vuol dire che si giocherà a guardie e ladri, questo è un accordo chiaro, ma vogliamo puntare a mortalità zero.